Ritirata Gina Spritz, restano in 6 al via in questo miglio per 3 anni. Grace OP, Guizzo dei Venti, Joy del Ronco, Grand Tourist Jet, Game Italia, Galileo M in seconda fila. Favori per Grace OP in chiusura, macchina che accelera. C'è stato l'errore di Guizzo dei Venti, mentre Grace OP si allunga subito allo steccato, conquistando il vantaggio, la testa, e in seconda posizione si sistema Joy del Ronco, mentre all'esterno c'è Grand Tourist Jet. Al comando Game Italia, completa i primi 200 in 15,3. Deve farsela di fuori invece Grand Tourist Jet, che si ferma all'atto di Joy del Ronco, mentre la battistrada, reduce da 3 successi a seguire, completa in 36 i primi 400 metri di gara. Seconda posizione per Gioia del Ronco, poi Galileo AM più indietro a precedere Game Italia. Intanto 45,7 per i 600 con Grace OP che continua a fare andatura. All'esterno Grand Tourist Jet, a lato di Gioia del Ronco. Siamo all'attacco della penultima piegata con la battistrada che ora accelera ulteriormente. C'è stato un 14,6 di parziale, chilometro coperto in 1,15 netto. All'esterno fatica ovviamente Grand Tourist Jet, che sta comunque sopravanzando Gioia del Ronco a 500 dalla conclusione, mentre Grace OP continua nella sua azione, 400 alla conclusione. Grand Tourist Jet si sistema ora in seconda posizione e c'è la progressione di Galileo AM. Galileo avanza ora a 300 dall'arrivo, raggiunge Grand Tourist Jet e punta dritto su Grace OP. Retta d'arrivo con Grace OP che cerca l'allungo decisivo. A centropista però lo scatto di Galileo AM che va ad impegnarlo, ma Grace OP si sottrae e vince ancora molto agevolmente con un 30 secco a chiudere dopo un 29 di penultimo quarto. 1,14,3 la media finale per Grace OP, che conquista la quarta vittoria consecutiva. Filippo Gallo in sediolo per conto di Gennaro Casillo. Un buon Galileo M conquista comunque il secondo posto davanti a Guizzo dei Venti, mentre cala alla distanza nettamente Grand Tourist Jet. Il raddoppio dunque per Filippo Gallo, Gennaro Casillo, questa volta per la scuderia Vaporino.